qualcosa di futurista sottoterra. Buonasera ragazzi. Allora, oggi è un festival particolare perché abbiamo con noi una serie di personaggi importantissimi che noi ammiriamo moltissimo e che vogliono essere qui con voi stasera per diciamo, raccontarvi qualcosa. Ho il piacere immenso e spudorato come al solito di presentarvi un profeta. Non so se avete mai ascoltato la trasmissione su Radio 3 Uomini e Profeti. Lui non ci va perché è troppo profeta, ok? E qui con noi stasera Papa Karmat. Grazie amici, grazie della calda accoglienza. Grazie. Grazie amici e grazie a quanti di voi, e siete tanti, che equanimemente avete aderito al Tempio Baluba della Sardegna e che nella visione coerente di Kalamba Mukenge avete riconosciuto in Riamba il mezzo di protezione e magia contro tutti i mostri, autentico simbolo di pace e amicizia. A voi dico grazie Benariamba, grazie e cautela. Questa difficile via che abbiamo intrapreso, naturale e straordinaria, coraggiosa e pericolosa, ci attirerà in quanto favorevoli a tutto, la versione di chi contrario a tutto vedrà il dogma che sostiene il proprio potere vacillare e crollare. E ci chiameranno nemici perché portiamo pace e amicizia. Anche a loro noi diremo Moio Benariamba, vita amico, perché non c'è vita senza pace e non c'è pace senza amicizia. Per questo noi ci chiamiamo amici e non fedeli o devoti, benché fedeli e devoti in quanto amici. Nel salutarvi voglio ricordarvi, soprattutto per chi ancora non ha aderito, che stiamo parlando del Tempio Baluba della Sardegna, il primo tempio Baluba per il culto del Riamba, di rito shivaita straniero insulare. L'adesione al tempio è totalmente gratuita, ma ogni offerta è gradita. Voglio anche ricordare che a nulla dovete credere, perché è Riamba che crede in voi. E ora amici, se avete qualche domanda, tenetela per voi. Io non ho risposte. Vi lascio piuttosto una risposta buona per ogni occasione, buona per ogni domanda. La diede Kalamba Mukenge a Olombo Mutango, che in una notte di luna eclissata chiedeva l'ora. Così si espresse Kalamba. Sbagli, Olombo, se credi che il giorno preceda la notte, è la notte che precede il giorno, dalla notte dei tempi. Grazie amici.